tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di SimCity. Quest'oggi ci troviamo all'interno della sezione Crea partita, proprio perché avevo intenzione di espandere la mia cittadina, ovvero Lucretown, verso quindi una zona migliore, quindi avevo intenzione di espandere i suoi confini, magari aggiungendo una nuova città, quindi riuscire a creare qualcosa di nuovo nella cittadina limitrofa a Lucretown, ovvero Petrol Bay. Però ovviamente mi sono accorto che la mappa era abbastanza piccola, ovviamente per tutti i giocatori che avevano intenzione di partecipare, e quindi nel momento in cui andavo a occupare due regioni rimanevano davvero pochi giocatori per quindi partecipare all'interno della regione stessa. Quindi ho visto che come dire, che Lucretown è stata quindi una sorta di mappa di formazione, anche una mappa abbastanza difficile dovuta alle difficoltà del territorio, come per esempio quella collina che le ritrovavo in mezzo, anche una buona parte di mare che ovviamente andava a bagnare le nostre coste. Potevano essere degli ostacoli territoriali che potevano quindi limitare la nostra espansione. Quindi ho deciso di iniziare una nuova avventura in una regione abbastanza grande, quindi con 16 città disponibili, per dare la possibilità a più giocatori di partecipare e soprattutto di evitare di effettuare gli stessi errori che sono stati effettuati all'inizio. Quindi Lucretown può essere considerata come una sorta di mappa di formazione all'interno della quale sono riuscito a comprendere le fondamenta di questo gioco, e adesso vedrò di realizzare insieme ad altri giocatori e soprattutto a numerosi giocatori una vera e propria regione. Allora, innanzitutto avevo intenzione di scegliere Virvian Woods, proprio perché questa regione è ricca di boschi, ospita verdi foreste lussureggianti nutrite da fiumi calmi che scorrono nell'intera regione. Diverse aree raggruppate in vari gruppi offrono quindi grandi opportunità ai sindaci che vogliono collaborare per popolare la regione in città imponenti. Allora, vedremo un po' di popolare questa bella regione. Ovviamente cercherò di invitare tutti gli amici che ho disponibili. All'interno della descrizione posterò tutte le informazioni per partecipare all'interno di questa nuova... Eccoci finalmente all'interno della nostra Millie Island. Allora, diamo un'occhiata ai nuovi luoghi che sono disponibili. Potete vedere che c'è una grande capacità di scelta e molti giocatori andranno a popolare questa zona, e ovviamente con 16 giocatori in più sarà davvero molto ma molto più divertente competere all'interno della regione stessa. Allora, innanzitutto vediamo di andare a popolare la prima città, come dire il primo territorio per andare a fondare la nostra cittadina. Allora, vediamo cosa c'è disponibile. Vediamo un po'. Matisse Plains, questa sembra abbastanza figa, un territorio abbastanza pianeggiante senza particolari problemi territoriali. I depositi di minerali grezzi di questo posto garantiscono fruttuose operazioni di estrazione ai sindaci abbastanza saggi da utilizzare la rete ferroviaria che attraversa la zona. Questo potrebbe essere un ottimo luogo per la realizzazione della nostra città, visto che c'è abbastanza acqua per iniziare un impianto di estrazione di minerali, come per esempio di carbone o addirittura di minerali all'interno del nostro territorio, sfruttando la nostra ferrovia, ciò che non abbiamo potuto fare all'interno di Lucretown proprio per la difficoltà del nostro territorio e quindi la presenza di quella grande collina in mezzo che non permetteva la realizzazione quindi di un impianto di una rete ferroviaria consona alle nostre esigenze. Quindi vediamo un po' di reclamare questo nostro territorio, questa nuova cittadina che in seguito denomineremo in maniera diversa da Matisse Plains, e vedremo un po' di creare una nuova città secondo quindi tutto ciò che abbiamo imparato all'interno di Lucretown. Quindi vedremo un po' di gestire tutto lo spazio che abbiamo disponibile in maniera adeguata, soprattutto sfruttando un nuovo modo di scegliere quindi l'urbanistica nella nostra città. Ho studiato un nuovo metodo di realizzazione della nostra città che proverò ad applicare all'interno di questo nuovo territorio. Allora, finalmente all'interno della nostra cittadina vediamo un po' come è stata posizionata. Abbiamo un'ottima rete ferroviaria che la ritroviamo alla sinistra della nostra città, potete vedere già qualche treno è disponibile. Sarà molto ma molto figo scambiare risorse con tutti i giocatori della regione tramite i treni, ma soprattutto anche tramite qualche aeroporto, visto che c'è la possibilità di collocarlo, visto che è una zona molto ma molto ampia. La nostra autostrada è nella parte destra, come potete ben vedere, quindi vedremo un po' di fare iniziare la nostra cittadina di qui. Allora, però, prima di iniziare a costruire, vediamo innanzitutto dove si trovano le nostre risorse sulle quali incentreremo la nostra economia. Ho visto che c'era qualcosa aderente alla sezione dell'estrazione. Vediamo un po', abbiamo abbastanza carbone per mantenere un'ottima centrale a carbone, quindi competere nella sezione dell'energia. Abbiamo diverse zone di estrazione. Diamo un'occhiata invece alla sezione dei minerali. Ovviamente ci sono anche diversi minerali grezzi nella parte sud della città che possono essere sfruttati. Molto bene. Allora, per quanto riguarda il petrolio, mi sa che siamo completamente a secco, maledizione, molto ma molto bene. Allora, abbiamo
finalmente concepito la nostra nuova cittadina. Vediamo adesso verso che direzione andrà il vento per capire più o meno dove collegare il nostro nuovo centro residenziale. Allora, vediamo un po', il vento proviene da ovest e appunto va ad est a una velocità di circa 7 km orari, quindi guardate un po' che figo in lontananza la realizzazione del paesaggio, soprattutto le due aree marine, ci sono diversi fiumi in questa città, quindi grandi possibilità di prelevare acqua. Allora, la nostra area di estrazione deve essere appunto vicino a questa zona, vediamo un po' per quanto riguarda i minerali, molto bene, proprio da questa parte, quindi la nostra cittadina vedremo di collegarla, quindi la nostra area residenziale magari dietro appunto le nostre industrie, in modo tale che l'inquinamento si trasferisca verso la parte destra. Allora, vediamo un po', intanto avevo intenzione di realizzare questa nuova cittadina secondo un nuovo metodo, ovvero utilizzare innanzitutto i viali a media densità per soprattutto evitare i problemi di traffico, creando una via principale in mezzo, come potete ben vedere, eccola qui, al costo di circa, vediamo un po', 18.000 dollari circa, che andrà quindi a popolare la nostra città di particolari vie, secondo appunto questa unica retta, in modo tale da creare un vero e proprio ambiente cittadino. Allora, in modo tale da anche creare una vera e propria rete ferroviaria nella parte nord. Ok, allora abbiamo speso abbastanza soldini, vediamo di creare adesso delle vie a bassa densità, vediamo di collegarle, dannazione, ecco qui. Perfetto, delle vie a bassa densità che permetteranno quindi la realizzazione di un vero e proprio centro residenziale. Molto bene, vediamo un po', perfetto, ovviamente ricordiamoci che le nostre residenze hanno bisogno di particolari negozi per funzionare, quindi attenzione sempre alle aree commerciali da collegare sempre nelle vicinanze, perfetto, vediamo un po' di tagliare il tutto con una bella linea retta, molto bene, siamo a circa 20.000 dollari, il problema dei soldi ancora non si presenta proprio perché abbiamo disponibile un onesto capitale che può essere anche ottenuto da particolari, come dire, da particolari prestiti. Perfetto, addirittura ci dicono dov'è l'energia, l'acqua, i residenti hanno bisogno di particolari beni per svilupparsi. Allora, ovviamente iniziamo a posizionare le prime zone residenziali nella parte nord del nostro paese, molto bene, perfetto. Vediamo adesso di collegare qualche nuova stazione di pompaggio d'acqua, vediamo un po', c'è una grande quantità d'acqua nella parte centrale, ma anche una discreta quantità nell'angolo in basso a destra. Vediamo di collegare innanzitutto la prima zona e soprattutto anche l'impianto delle acque reflue lontano dalla zona di raccolta d'acqua per evitare di inquinare le acque stesse, quindi dall'altra parte della mappa. Molto bene, allora ovviamente i cittadini stanno incominciando ad arrivare, vediamo se stiamo tenendo testa all'impianto, molto bene, ovviamente realizzeremo la nostra centrale in queste, come dire, il nostro impianto di estrazione in questa posizione, molto bene, e vediamo adesso di continuare la nostra realizzazione della nostra piccola cittadina. Allora, vediamo un po', ci sono dei problemi energetici a quanto vedo, Allora, hanno bisogno di energia, una bella centrale eolica per adesso potrebbe essere utile per distribuire energia alla nostra cittadina. Vediamo di posizionarla per adesso nella parte sud della nostra città per sfruttare gli 8 km orari di vento che abbiamo disponibili. Molto bene, allora, tra qualche attimo vedremo un po' di farla entrare in vigore, vediamo se ovviamente inizierà, diamo un'occhiata, qualcuno probabilmente inizierà a parlare, credi davvero che qualche semplice turbina possa alimentare l'intera città? Dai sindaco, guarda in faccia la realtà, aspetta, non costruire un'altra centrale elettrica, ma espandi quella che ovviamente già possiedi. Per adesso non c'è bisogno, dobbiamo solo attendere che arrivino i lavoratori per iniziare quindi a lavorare all'interno della stessa centrale eolica. Perfetto, sta già iniziando a fornire energia, potete vedere che la pala già sta iniziando a girare, guardate che figa. Perfetto, allora vediamo innanzitutto di ricorrere innanzitutto a un prestito per obbligazione A con 25.000 dollari, pagheremo 173 dollari l'ora per iniziare quindi le nostre possibilità di espansione, innanzitutto collegando un bel municipio alla nostra cittadina, magari in una zona dove sia possibile la realizzazione di una vera e propria dei veri e propri potenziamenti per il nostro municipio. Ok, colleghiamo una nuova area residenziale, vi ricordo che gli spazi che si ritrovano all'interno delle piccole residenze serviranno per la loro espansione. Battezziamo la nostra città, Matisse Plains, ovviamente un nome non consono alle nostre esigenze, vediamo di chiamarla, vediamo un po', Barbary Coast, questa sembra un nome abbastanza fico. Ok, battezzala, molto bene. Allora, abbiamo iniziato a realizzare già i primi impianti, ovvero
gli impianti fondamentali per la nostra città, l'energia. Credo che la nuova centrale eolica doni un certo fascino alla città, addirittura persone sono felici di arrivare nella nostra cittadina. Perfetto, allora l'impianto commerciale sta andando molto bene, la domanda commerciale a basso reddito è aumentata e ovviamente stiamo facendo tutto per far crescere la nostra piccola cittadina. Allora, vediamo cosa dice il nostro caro amico qua in basso a destra. Allora, ehi sindaco Eddie, ma questa città è fantastica, ma mi serve un lavoro. Ovviamente il lavoro è una cosa che hanno bisogno tutti, ovviamente per ottenere sostentamento alla propria famiglia e adesso il nostro lavoro, anzi il lavoro vedremo un po' di collegarlo nella parte in basso della città. Vi ricordo proprio perché il vento lo ritroviamo da ovest verso est, quindi tutte le industrie andranno a essere collegate nella parte sud della città per evitare quindi problemi di inquinamento, ciò che ovviamente a Lucretown era abbastanza difficile da fare visto che la mappa era attorno a un'unica montagna. Ok, vediamo un po' molto vicini all'autostrada, vediamo di lasciare soprattutto uno spazio magari più avanti per la costruzione di un aeroporto sempre nella zona industriale per facilitare quindi l'esportazione delle merci. Molto bene, vediamo un po', ottimo, questa zona sarà esclusivamente come dire industriale, perfetto. Ok, nuove industrie da questa parte, crisi di disoccupazione addirittura, i cittadini superano le esigenze dei lavori. Diamo un'occhiata adesso alle nuove come dire, alle nuove aziende commerciali che sono state realizzate. Vediamo un po', addirittura cercano lavoratori, ovviamente sono state edificate da poco, hanno quindi bisogno di essere, come dire, soddisfatte. Allora, diamo un'occhiata innanzitutto alla felicità residenziale abbastanza alta, perfetto, e addirittura anche quella commerciale sempre in continuo aumento. Perfetto, limitiamoci a tenere la felicità al di sopra del 60% per adesso. Ok, iniziamo a collegare altre zone per la costruzione delle residenze. Molto bene, ok, vediamo un po', perfetto, colleghiamo un'altra zona. Vi ricordo che adesso dobbiamo identificare la nostra città verso un determinato settore. Ricordiamoci della nostra estrazione. Ovviamente abbiamo bisogno di 7 edifici industriali per iniziare a trivellare a ricercare carbone all'interno delle nostre terre. Vediamo un po' dove è disponibile per essere molto ma molto più precisi. Perfetto, con $22.500 avremo la possibilità di collegare finalmente una bella centrale a carbone proprio in questa zona. Per specializzarci poi vedremo un po' nella produzione di veri e propri metalli, una cosa davvero che mi ha appassionato fin dagli inizi. Allora, 733 abitanti, ci stiamo espandendo nella maniera giusta, vediamo un po', ok, la nostra zona industriale è stata realizzata, molto bene, i lavori stanno arrivando nella nostra cittadina, guadagniamo ben $517 l'ora, ok, nuova quest completata. Vediamo di creare nuovamente questa zona residenziale secondo le nostre aspettative. Perfetto, 1000 abitanti, perfetto, potremmo fare anche una bella festicciola. Crisi di disoccupazione, ancora, ecco qua le nostre belle industrie, questa volta ragazzi molto ma molto inquinanti, potete vedere che sono per adesso a livello tecnologico, come dire, abbastanza basso, quindi queste industrie dovranno essere migliorate col passare del tempo. Comunque sono molto vicini all'autostrada, quindi velocizzeranno probabilmente il traffico. Allora, vediamo un po', perfetto, a quanto pare la densità sta aumentando all'interno delle industrie stesse, potete vedere che stanno cercando ancora personale e ovviamente ciò è normale. Ah, benissimo, siamo di un surplus di circa $1.200, perfetto. Allora, nel momento in cui vedrò di ritornare al menu principale, inizierò ragazzi a invitare soprattutto utenti per creare una vera e propria regione con diversi giocatori. Attenzione, mi sa che qua abbiamo effettuato un piccolo errore, abbiamo un attimo realizzato una strada abbastanza storta, dannazione, questo potrebbe essere un problema perché ovviamente lo spazio è sacro. Allora, stiamo attenti, vediamo un po' di mettere il tutto secondo la norma. Ok, adesso va molto ma molto meglio, molto bene, vediamo un po' di creare il tutto secondo la norma. Ok, vediamo di creare altre aree residenziali in questa zona, perfetto. Per adesso la popolazione che sta abitando la nostra cittadina è a bassa densità, ovvero una popolazione abbastanza, come dire, una popolazione ovviamente che si accontenta di poco per essere felice, ci sono ottimi posti dove fare shopping e attenderemo quindi che si evolva prima di collegare qualche altro parco per aumentare il valore del terreno. Perfetto, vediamo che cosa succede all'interno del nostro piccolo municipio. Vediamo un po', signore, ci segnalano che un pazzo furioso di nome Dottor V sta minacciando la regione, ovviamente questa storia già la sappiamo, ovvero Maxis Man, dobbiamo riportarlo indietro, ci serve una città un po' più grande per dargli una casa. Forse a quel punto si presenterà per salvare la situazione. A quanto ho capito la storia narra che questo Dottor V
V è appunto una sorta di genio del male, il nostro Maxisman dovrà eliminarlo. Quindi vedremo un po' anche di realizzare questo nuovo centro, quindi come appunto affermato, maniero di Maxis, quindi per sconfiggere il Dottor V. Vediamo un po' adesso come possiamo fare. Allora, innanzitutto $2000 l'ora sono molto importanti. Diamo un'occhiata ancora a crisi di disoccupazione. Wow, ci sono dei lavoratori che hanno bisogno di posti di lavoro, quindi una bella zona commerciale anche nella parte nord. Vediamo di renderla, come dire, un pochino più ampia. Perfetto, questa zona commerciale deve essere ampliata, perfetto, vedremo un po' di prendere un'altra bella zona a media, anzi a bassa densità. Perfetto, continuiamo la realizzazione della nostra città, perfetto, attenzione a lasciare un piccolo spazio alla stazione ferroviaria proprio a sud della nostra cittadina. Ok, 2500 residenti, un ottimo traguardo, perfetto. Allora, vediamo di aggiungere altre zone. Benissimo. Perfetto, allora vediamo un po', la nostra zona commerciale sta per essere ampliata, come potete vedere la nostra domanda è davvero molto elevata, adesso i cittadini nel momento in cui diminuirà la domanda inizieranno a popolare la nostra regione davvero in maniera smisurata e questa città a occhio e croce potrà andare a popolare circa i 150.000 abitanti se sfruttata bene, ma soprattutto anche di più, cosa che era impossibile a Lucre Town, ovviamente una città strozzata dalle, come dire, dalle impervie territoriali. Allora, perfetto, guadagniamo circa $2250 l'ora, molto ma molto bene, la domanda commerciale sta continuando ad aumentare insieme a quella industriale, quindi vedremo adesso nuovamente di collegare altre zone per la realizzazione di industrie e quindi di potenziare il nostro assetto economico. Ovviamente l'economia sarà fondamentale più avanti, perché una cosa che ho sbagliato soprattutto a Lucre Town è stata quella di concentrare la ricchezza della nostra provincia, quindi della nostra città, interamente sulla popolazione, e nel momento in cui la popolazione andava ad evolversi, ovvero a creare nuove abitazioni, ovviamente il nostro budget ne risentiva. Quindi dovrò influenzare la nostra economia in modo particolare sull'estrazione di minerali stessi, ma soprattutto anche sulle industrie, che devono essere l'unica fonte di capitale, ovviamente l'unica fonte produttiva. Ovviamente le tasse della popolazione fanno sempre comodo, però non dovranno superare il 9-10%, altrimenti ci ritroveremo in una situazione di perdita, perché la popolazione non si trasferirà più all'interno della nostra cittadina. Perfetto, vediamo di collegare nuovamente altre zone per la sezione residenziale. Perfetto, siamo a $15.000, perfetto. Allora, vediamo un po' che cosa sta accadendo. I cittadini sono molto felici di trovarsi nelle loro condizioni, diamo un'occhiata, i nuovi edifici cittadini sono spettacolari, la maggior parte delle persone ringraziano di essere accolte all'interno della nostra cittadina, quindi sta andando tutto per il meglio, addirittura la domanda commerciale sta per diminuire, perfetto, siamo quasi vicini ai 5.000 residenti, perfetto, diamo un'occhiata alla felicità, perfetto, addirittura i compratori non sono abbastanza, quindi questo ci può far capire quante poche abitazioni ancora abbiamo adesso, quindi vediamo ancora di espandere il tutto. Guardate un po' adesso come si sta affollando la zona per arrivare appunto ai negozi, perché ovviamente tutti i residenti vanno ad acquistare appunto in questa nuova parte di città. Adesso vedremo un po' innanzitutto di aumentare soprattutto il livello delle strade per incrementare quindi la loro capacità di accogliere traffico. Allora, vediamo innanzitutto di espanderci nuovamente da questa parte, ovviamente proprio nella zona limitrofa, proprio vicino al confine. Perfetto, vediamo un po'. Allora, altri $1.800. Perfetto, 2.600 ancora dollari l'ora, sta andando tutto per il meglio, stiamo arrivando quasi a 5.000 cittadini. Allora, visto che sta aumentando la domanda, come potete vedere, dei posti di lavoro a stipendio medio, iniziamo a realizzare qualche bel parco, magari aderente alla sezione natura, per aumentare il livello, come dire, del terreno a medio valore. Perfetto, vediamo di collegare innanzitutto un parco con vialetti colorati, un prezzo abbastanza minimo per la realizzazione, ok, vediamo un po' di metterlo in questa zona, e collegare anche un altro parco proprio vicino a queste, anzi questo è magari un po' troppo piccolo, magari lo stesso parco con vialetto, sempre nella zona residenziale. Perfetto, ne collochiamo ben 3, anche un ultimo parco, questa volta fiancheggiato da alberi, molto ma molto figo da vedere, diamo un'occhiata, eccolo qui, guardate che figo, magari ci sono addirittura particolari fiorellini. Ok, vediamo di collegare finalmente un'altra zona residenziale da queste parti, che si occuperà quindi della media densità. Allora, vediamo un po', si vendono nuove case bellissime in città, consulta l'agente immobiliare locale. Ok, case a medio reddito si stanno per espandere, adesso vedremo un po' di collegare finalmente la zona, come dire, dei negozi, stavolta commerciali a media densità, per aiutare i nostri nuovi compratori che arriveranno in città. Perfetto, vediamo un po', i livelli di inquinamento atmosferico stanno aumentando, però ovviamente questo non è un problema, perché la nostra popolazione si ritrova lontana dalla zona industriale. Ok, nuove zone commerciali, colleghiamo altri parchi per aumentare il valore del terreno.
terreno di questi nuovi edifici. Perfetto, dando un'occhiata alla mappa soprattutto della zona media densità possiamo vedere che con questi nuovi parchi, ne collegheremo adesso un ultimo parco in questa zona stessa, per aumentare quindi il valore del terreno che andrà a creare quindi una nuova fascia, una nuova casta di popolazione. Perfetto, anche nella zona limitrofa, molto bene. Vediamo un po' per quanto riguarda i livelli di inquinamento. Ok, allora, vediamo un po', mappa dell'inquinamento atmosferico, eccolo qua, potete vedere che il nostro inquinamento si sposta da ovest verso est, quindi il problema dell'inquinamento non è per adesso grave, visto che la nostra popolazione si ritrova proprio dall'altra parte. Vediamo per quanto riguarda la mappa dei batteri, ancora non ritroviamo nulla, abbiamo la concentrazione ovviamente alta in questa zona, però ovviamente ancora non ci sono particolari problemi. Ok, allora, 19.000 dollaroni, ci stiamo espandendo, diamo sempre un'occhiata alla sezione dei nostri minerali per vedere un po' cosa sta accadendo. Ok, qua andrà a essere posizionata la miniera appunto aderente ai minerali stessi. Molto bene, per quanto riguarda anche questa zona dovrà essere resa interamente, come dire, dedicata all'estrazione stessa. Ok, allora vediamo un po' come sta andando i nostri cittadini, addirittura guardate un po' che sono fighe le nuove abitazioni, vediamo un po' addirittura Casa de Lucia dove si fa shopping in questa città, e abbiamo collegato proprio alla nostra destra nuovi edifici aderenti alla nostra zona. Perfetto, la città sta andando davvero verso la direzione giusta, qualche persona si lamenta addirittura di traffico, il traffico è inumano da queste parti, forse potrebbe il sindaco investire nel trasporto pubblico, questo sarà ovviamente uno dei miei principali obiettivi, però prima di tutto vedremo adesso di innalzare la nostra capacità di estrazione di carbone. Allora, vediamo un po', questa è la zona più concentrata, quindi ovviamente vediamo di collegare più lontano possibile dalla nostra cittadina questo centro di estrazione, vediamo di metterlo qui, perfetto.